Esiste una dimostrabilità, almeno in questa fase, del rischio di permeabilità della criminalità organizzata nella società. Per questo il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso proposto dalla famiglia Campione per ottenere la sospensiva dell'interdittiva antimafia firmata dal prefetto Dario Caputo a novembre. Al momento a condurre la società sono due commissari prefettizi, Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell'Aira. Ed a seguito dell'interdittiva l'Assemblea territoriale idrica, che raggruppa i sindaci dei comuni i cui impianti idrici vengono gestiti da Girgenti Acque, ha approvato la risoluzione del contratto. Il TAR, non entrando nel merito, che è rinviata ad una sentenza successiva rispetto alla singola richiesta, ha ritenuto che i singoli elementi raccolti in questa fase dimostrano l'esistenza di un pericolo di una permeabilità della struttura societaria a possibili tentativi di infiltrazione da parte della mafia. Anche su possibili danni economici patiti dalla società con il mantenimento della situazione di commissariamento prefettizio, il Tribunale amministrativo regionale non trova immediato riscontro a quanto evidenziato dai legali della famiglia Campione, sostenendo anzi che la gestione prefettizia potrebbe giovare a Girgenti Acque. Tutto rinviato quindi a giudizio di merito di ricorso e agli altri ricorsi depositati al TAR, con la gestione commissariale che oggi è certamente rafforzata dalla decisione del Tribunale amministrativo regionale.